Buongiorno a tutti, grazie. Parleremo di due fungicidi. Prima di parlare di questi fungicidi volevo soffermarmi su quello che per Diachem sono i TBCS, quindi il sale cuprico che Diachem ha scelto per i propri formulati, sia in prodotti singoli, come ad esempio idrorame e Coptwin, ma anche con le miscele, come ad esempio Tepeta con Biflow, quindi miscela con Folpet, o rifle in miscela con Cimoxanil. Perché questo sale cuprico? Perché TBCS vanta una velocità e una persistenza di azione. Infatti dal grafico si evince ad esempio dalla linea rossa, dalla curva rossa, gli ioni di rame rilasciati nella soluzione sono molto rapidi con poca persistenza, cosa che invece se andiamo su una poltiglia, ad esempio linea nera, vediamo una bassa rapidità e una persistenza maggiore. Al centro, tra questi due, troviamo appunto il solfato tribasico di rame, quindi un connubio perfetto tra rapidità e persistenza di azione. In questo caso nel 25 siamo andati a fare una prova con Sagea, con 3 formulati, in questo caso un solfato tribasico 360 grammi litro, il nostro King, una poltiglia bordolese 20% e un idrossido 35%, andando a prelevare 5 grammi di ione rame per ciascuno di questo formulato, quindi vedete anche delle dosi diverse ovviamente perché hanno una concentrazione differente. Questo è stato il risultato, e in particolare da notare al tempo al primo rilievo ad un'ora, degli ioni rame rilasciati, e questa prova va a confermare il grafico quanto visto prima, quindi l'idrossido con un valore attorno a 0,24 di ioni rame rilasciati in un'ora, TBCS uno 0,18 circa e uno 0,12 per quanto riguarda la poltiglia. Via via col tempo fino ad arrivare a 48 ore di monitoraggio. In questo caso vi presento Coptwin, e quindi una miscela a base di idrossido di rame e solfato tribasico, in particolare 120 grammi litro di idrossido in funzione di 180 grammi litro di solfato tribasico, ovviamente una formulazione SC, quindi esente da solventi, con target peronospora e marciume nero, massimo 5 trattamenti ogni 7 giorni. Importante da un punto di vista di qualità la formulazione, quindi una sospensione concentrata, e qui vedete la distribuzione e la micronizzazione della sostanza attiva. Essendo un SC, la sostanza attiva viene micronizzata attraverso un mulino a base ossidi di zirconio che va a macinare quella che è la sostanza attiva, dividendola, vedete, in un 30-35% con inferiori a 1,5 micron, che è la frazione più rapidamente biodisponibile, quindi quella che ha un'azione più veloce, e le altre parti quelle che hanno una frazione che è più gradatamente disponibile, garantendo poi una maggior anche resistenza al dilavamento. Resistenza al dilavamento che viene poi supportata anche da dei icoformulanti che permettono di abbassare quella che è la tensione superficiale, quindi massimizzare quello che è il trattamento. Una prova a confronto, in questo caso vedete un reference 360, sempre il nostro King, a 2 litri per ettaro rispetto al Coptwin che apporta 300 grammi litro di attivo di rame, sempre 2 litri per ettaro. Abbiamo un'efficacia identica apportando un quantitativo più basso di rame. Questa è l'etichetta attuale per noi, quindi un apporto di rame che va dai 600 ai 750 grammi di rame per ettaro, con una dose di campo per la vite che va dai 2 ai 2 litri e mezzo. Siamo però in attesa, dopo diverso tempo, di una nuova etichetta, quindi un'approvazione per la riduzione dei dosaggi, andando quindi da un 390 fino a un 600 grammi di rame per ettaro, che quindi vuol dire una dose di campo che va da 1,3 a 2 litri per ettaro, quindi molto più utile anche in miscela, poi da miscelare con altri formulati. L'altro prodotto invece che vi parlo è un aggiornamento sul Daramon. Daramon si parla di ciazofamide 100 grammi litro in sospensione concentrata, è autorizzato su vite pomodoro patata, con buffer per quanto riguarda la vite solo 5 metri, e vi ricordo che è una sostanza attiva già rinnovata fino al 2037. L'aggiornamento che vi porto è l'aggiornamento in merito al monitoraggio delle resistenze fatto con l'Università di Milano,
In questo caso vedete che sono state saggiate a diverse concentrazioni la percentuale di inibizione di germinazione, partendo da uno 0,01 mg litro fino a 400 mg litro. Considerando la dose di campo, 1 litro per ettaro su 1000 litri corrisponde ai 100 mg litro. Da questo grafico si evince che la maggior parte delle popolazioni hanno piena sensibilità al fungicida e soprattutto che il 100% di campioni provenienti da questi vigneti commerciali sono sensibili a cezofamide, alla concentrazione, quindi alle dosi di campo. In più, interessante vedere, considerando che questo è un monitoraggio che prosegue da diversi anni, abbiamo potuto fare un confronto tra i diversi vigneti, anzi gli stessi vigneti che abbiamo monitorato negli anni precedenti, e si evince che non c'è correlazione tra il numero di trattamenti di cezofamide e il risultato delle C95, delle C50 e perfino della MIC. È stata poi fatta una pubblicazione sulla rivista specializzata, ecco, che in questo caso parte dal 2021 al 2023, quindi un primo pool di dati che va appunto a confermare quanto visto. Monitoraggio che andrà avanti anche nei prossimi anni e anche avremo i dati a breve per quanto riguarda il 2026. Mi porto alla conclusione illustrandovi quella che è la nostra linea di difesa di ECHEM per la vite, in particolare in blu tutta la parte dei fungicidi, dove abbiamo visto appunto Daramon, fungicida a base di cezofamide, da ovviamente miscelare sempre con un partner, che possono essere questi indicati, quindi anche i rameici, ma banalmente anche il classico Cimoxanil, Folpet o così via, e tutta la parte rossa di insetticidi. A sottolineare poi, vi ricordo Meteor, deltametrina in sospensione concentrata, quindi esente da solventi, con un tempo di carenza su vite di 3 giorni anziché 7 come le classiche. Con questo io ho concluso e vi ringrazio.